puoi ancora aiutare a serrare. Bene, sto facendo ricerca sulla iscrizione di Enuanda dal 2006, allora mezz'ora si poteva anche aspettare, e adesso vi vorrei cercare di far capire il carattere veramente unico di questa istituzione e leggerò all'inizio un passo conservato su un pezzo che avevamo già avvistato nel 2015, che poi invece solo nel 2017, come vedete, potevamo anche documentare, cioè di copiare la superficie iscritta del blocco, documentarla con tutti i metodi che erano necessari, tipo che vedete a sinistra calchi di carta fatti con la spazzola, però purtroppo soltanto nelle parti dove c'era spazio per battere la spazzola sulla carta, perché era molto stretto. Poi immagini anche fotogrammetriche della superficie visibile senza ostacoli, però c'erano ostacoli. Luce di striscia diretta con specchi dietro le parti troppo coperte, addirittura poi alla fine con il senso del tatto delle mie dita. Alla fine della giornata le mie braccia erano graffiate come se io possedessi un gatto, anche due, ma la documentazione ci ha permesso di costituire il testo. Il testo appartiene a una lettera scritta dall'Epicoreo Diogene ad alcuni amici e ora leggo. Malgrado che i poveracci scivolati erano stati scagliati contro qualche giara di terracotta, fino all'alba le persone rimanevano salve, contrariamente a ciò che si temesse. Ma a questo punto non erano più salve nemmeno per un attimo. Subito il vento, che era diventato più forte e selvaggio e di quanto non fosse stato di notte, portò la nave in alto con l'onda, la trascinò contro una zona deserta del territorio di Sime e la schiacciò contro le rocce alla riva del mare. Quando la nave cadde a pezzi, come era inevitabile, e gli uomini venivano lanciati ognuno di loro andando incontro a un destino diverso, Nicerato, secondo quanto racconta, viene salvato nel modo seguente. Alzato dall'onda, viene tuffato in un tale ristringimento, per così dire, tra le pietre, che il mare non poté più inghiottirlo da lì e squassarlo ancora. Fu dunque ferito come naturale e ingoiò acqua. Fu escoriato, essendo finito sui sassi erosi dal mare. Allora riprese coscienza e a poco si salvò dal male, a stento negli intervalli in cui gli assalti delle onde cessavano verso la terra asciutta, spellato davvero tutto. Dunque giace sull'alta vedetta, dove passò in questa maniera quel giorno e la notte seguente e ancora un giorno fino a sera, sfinito dalla fame e dalle ferite. Teniate ormai conto del caso, come compie bene proprio ciò che il caso, come compie bene proprio ciò che viene ritenuto proprio alla vostra sfera, perché non è morto chi ha salvato come nunzio questo intuito per voi. A questo punto capirete che Nicerato ha sopravvissuto soltanto per caso. L'autore della lettera in altre parti già nota da tempo, critica i suoi destinatari per avergli mandato il giovane Nicerato, esponendolo in tal maniera a un pericolo dal quale sarebbe stato salvato solo per caso, cioè tice per gli epicurei. Il sapiente invece espone se stesso e naturalmente anche i suoi familiari quanto poco possibile al caso, basandosi sul suo calcolo razionale, cioè il logismos. I ragionamenti esposti fin qui fanno parte della dottrina epicorea propagata da Diogene di Enuanda nell'immensa iscrizione che fece incidere nella sua città nativa. Diogene spiega i motivi umanitari che hanno spinto a questa insolita impresa nella sua stessa iscrizione. Cito da questo pezzo. Vedendo che i miei contemporanei si trovavano in una tale costituzione psichica, mi sono lamentato della loro vita e ho pianto
per il tempo che perdevano e ho preso il parere che sarebbe il compito di un uomo per bene dare aiuto quanto si può a coloro che hanno una buona disposizione. Qui emerge con chiarezza la vocazione educativa. Diogene si è proposto di aiutare la gente perché essa soffre di una disarmonia tra anima e corpo. Nelle parole che precedono il testo appena citato, il corpo accusa l'anima perché essa lo trascinerebbe ad imprese grandi e irraggiungibili, ben diverse dalle poche cose facilmente procurabili di cui ha soltanto bisogno. Un passo successivo spiega più in dettaglio le intenzioni di Diogene. Cito di nuovo: essendo già al tramonto della vita a causa della nostra vecchiaia e poco prima di concludere la vita con un bel canto di ringraziamento per l'adempimento dei desideri, abbiamo deciso, per non essere preceduti dalla morte, di aiutare gli uomini di buona disposizione adesso. Se soltanto un uomo o due o tre o quattro o cinque o sei o quanti vuoi di più, però non tantissimi, si trovassero in una cattiva costituzione, li solleciterei uno a uno per fare tutto ciò che potrei per dargli i migliori consigli. Visto invece che, come ho già detto prima, la grande maggioranza di loro soffre, quasi come in un'epidemia, tutti insieme, del giudizio erroneo delle cose, e visto che aumentano pure di numero perché emulandosi a vicenda vengono contagiati uno dall'altro come le pecore, e dato che è giusto aiutare anche le generazioni che ci seguiranno perché anche quelli ci appartengono anche se non sono ancora nati, e dato che è inoltre un atto di filantropia dare sostegno anche agli stranieri che arrivano, siccome l'aiuto offerto in forma scritta arriva a più gente, mi sono deciso di usare questa stoa, questa portico, per pubblicare in luogo comune le medicine per la salute, le stesse medicine che abbiamo provato noi. L'anziano Diogene dichiara quindi di non volersi limitare a istruire poche singole persone vicine, esprime invece la sua intenzione di far arrivare il suo messaggio al maggior numero di gente possibile, inclusi gli stranieri e le generazioni future. Bisogna dire che i notevoli resti dell'antica città di Enoanda si trovano in Turchia e nelle montagne della Licia. Da più di un millennio fino ad oggi il sito è abbandonato e si trova accessibile solo a piedi a circa 1450 metri d'altitudine su una collina che sovrasta un'altra pianura di 1100 metri. Sul sito sono stati trovati più di 300 tra blocchi e frammenti dell'iscrizione che esorta i lettori a condurre una vita secondo i principi dell'epiturismo. Dai titoli di alcuni brani dell'iscrizione sappiamo il nome dell'autore, Diogene di Enoanda, personaggio mai menzionato in nessun libro antico trasmessoci al di fuori della sua iscrizione. Come abbiamo già letto prima, Diogene ha fatto incidere l'iscrizione sulla parete di una stoa. Una stoa sarebbe un edificio pubblico come questa qui di Attalo ad Atene, che vedete nella ricostruzione degli anni 50 del secolo scorso. Probabilmente l'edificio utilizzato da Diogene era più semplice e di misure più modeste. Più tardi, crediamo nel IV secolo d.C., la stoa di Diogene crollò oppure fu demolita e i suoi blocchi furono riutilizzati in altre opere edilizie di Enoanda. I blocchi dell'iscrizione finora trovati vengono raggruppati in 7 strati orizzontali di muratura. Cioè, i criteri per il loro raggruppamento sono altezze diverse dei blocchi, differenze nell'impaginazione e nella misura della scrittura, cioè piccola, media o grande, tra altre osservazioni anche naturalmente i diversi contenuti. Infatti, secondo l'ultima ricostruzione di Martin Ferguson Smith del 1993, che è sempre valida, su ognuno dei 4 strati inferiori erano incisi degli scritti o gruppi di scritti a sé stanti e separati da quelli che si trovavano sugli altri strati.
Lo strato di muratura più in basso conteneva un trattato dedicato all'etica epicurea. Diogene mette al vaglio gli affetti del corpo e quelli dell'anima. Ne risulta la rivalutazione e maggiore stima degli affetti e dei bisogni che riguardano il corpo a scapito degli affetti e dei desideri dell'anima. Questo non sorprende affatto coloro che si intendono di epicureismo, e su questa linea sembra trovarsi inizialmente anche il testo di un blocco scoperto nel 2008, prima di aggiungere, verso la fine delle righe che citerò, un aspetto immanente ma poco espresso nell'epicureismo tradizionale, cioè l'utilità dello stile di vita dell'epicurea per gli altri. Cito: la vita ci offre per il nutrimento, malgrado che per la nostra natura sia sufficiente il pane semplice, molte cose che non comportano dispiacere quando si consumano, e un posto da dormire che non danneggia il corpo per la sua durezza, e vestiti che non saranno estremamente morbidi ma non sono così ruvidi da ripellere la nostra natura. E questo, e anche molto di più, si può ottenere facilmente, di modo che la nostra vita diventi lussuriosa in maniera duratura e che diventi anche vantaggiosa per altre persone come redentrici di coloro che sono in una situazione di necessità e come aiutante ai bisognosi. Sull'ampio margine inferiore di questo stesso strato di muratura, una sola riga in lettere più grandi offriva delle sentenze che per la maggior parte sono identiche con quelle delle massime capitali di Epicuro. Qui leggiamo parti della seconda massima capitale, che potete anche rileggere nel programma di questo festival quando avete di nuovo la luce. Il testo completo sarebbe: la morte non è niente per noi, ciò che di solito è insensibile e ciò che di solito non prova più sensazioni, e ciò che non ha sensibilità non è niente per noi. Il prossimo strato di pietre, insieme a una prefazione già letta in parte, conteneva un trattato sulla fisica. Nei frammenti superstiti, Diogene polemizza contro i presocratici e i filosofi posteriori, ma non epicurei, cioè soprattutto contro gli stoici. La sua critica cerca soprattutto di eliminare le idee erronee sull'attività e sul ruolo delle idee. Diogene spiega i sogni, le visioni, i fenomeni astronomici e meteorologici, ma anche l'origine del linguaggio e del mondo, senza dover assumere qualsiasi attività degli dei. Per esempio, contro l'assunzione stoica, secondo la quale il mondo sia costruito da un Dio come casa comune con gli uomini, Diogene obietta che tale casa sarebbe tutt'altro che perfetta. Cito: chiediamoci in primo luogo se nel mondo è tutto ben disposto per gli uomini e se non possiamo lamentarci di nessuna cosa, essendo tutto fabbricato da un Dio. In primo luogo bisogna menzionare i sintomi nei cieli. Ci dica qualcuno che beneficio dà il fulmine alla vita. Come si potrebbe affermare che non causi anche del danno? Quali benefici ci dà la saetta? Quali il tuono? Quali le grandini? Quali i soffi e le raffiche di venti di immensa violenza? Che beneficio dà il movimento irregolare e le misure differenti dei pianeti? Quale le eclissi del Sole e i percorsi a forma di spiraglio e obliqui della Luna? Quale la notte? Visto che possiamo anche riposare di giorno, che capiterà anche a voi se vado avanti così. Il terzo strato conteneva delle lettere, 14 righe ogni colonna, scritte da Diogene agli amici che condividevano la sua filosofia, offrendo delle preziose allusioni alla sua vita e alla sua situazione. E la descrizione del naufragio che ho letto all'inizio fa parte di questi scritti. Ma nella stessa visita del 2017 abbiamo anche scoperto un blocco intero che ci dà un'altra notizia interessante sulla vita di Diogene stesso. Ecco che vedete anche un po' di greco, leggo comunque l'italiano. Archelao saluta Dione.
Il tuo desiderio di conoscere il discorso che il nostro amico Diogene ha pronunciato dopo il funerale di suo figlio esaudiamo con immenso piacere. Voglio infatti fare tutti i favori per te come se fossero per me stesso, e a me che volevo offrirti qualcosa che fosse superiore della mia propria relazione, le cose sono capitate in maniera molto felice. Siccome alcuni stenografi accurati avevano ripreso la declamazione, avevo fatto fare e portato via una copia di ciò. Se vediamo, Diogene aveva un figlio che è morto prima. È stato creduto, fino ai tempi recenti, che sullo stesso strato di muro delle lettere a 14 righe ci fossero state anche delle massime brevi, scritte con lettere di misura media, ma ora non crediamo più di poterli attribuire allo stesso strato senza saperli ancora sistemare. Comunque, la scrittura di questo, o il testo di queste massime, probabilmente formulate dallo stesso Diogene, offre un layout, un'impaginazione particolare, chiamata monolitico. Ciascuna massima si estende soltanto sulla superficie di un'unica pietra. Perciò molte di queste massime sono interamente superstiti, come l'ormai famosa sentenza su sesso e amore. Non temete, io leggo l'italiano. È una sfortuna che quelli che soffrono dalla passione erotica non sanno che hanno il piacere che gli deriva dal guardare in maniera completa anche senza sesso. Mentre l'atto sessuale di per sé, non importa se l'aspetto sia più bello o più brutto, è uguale. Beh, vedo che qui siamo cattolici a Senigallia. Un quarto strato sembra essere stato occupato da alcuni scritti a 10 righe che in parte sono formulati da Diogene, altri frammenti appartengono ad almeno una lettera attribuita a Epicuro. E su questo blocco Diogene stesso a promettere di completare l'istruzione epicurea di alcune donne, probabilmente donne giovani. Epicuro, il suo grande maestro, è stato il primo filosofo a mettere ufficialmente delle donne nella sua comunità filosofica. L'epigrafe veniva probabilmente coronata da un trattato di Diogene sulla vecchiaia, in cui il filosofo, lui stesso, come abbiamo letto, un anziano, vuol dimostrare che nemmeno la vecchiaia ci impedisce a condurre una vita piacevole. Le colonne di questo trattato si estendevano, diversamente dal resto dell'iscrizione, verticalmente su 3 strati di blocchi. Per formare un'unica colonna intera ci vorrebbero quindi almeno 5 blocchi combacianti, e questo schema qui dimostra quanto lontani siamo ancora da questo traguardo di formare almeno un'unica colonna. Ma questo non ci impedisce di cogliere con 2 citazioni brevi lo spirito di questo scritto di una tematica, cioè la vecchiaia, finora unica nell'ambito dell'epicureismo. Diogene argomenta in una maniera molto plastica e facilmente comprensibile per i suoi concittadini, che per la maggior parte erano contadini e persone semplici. Cito: nessuno disprezzerà l'elefante a causa dell'estrema lentezza dei movimenti del suo corpo, come credo io, anche se i camelli vengono biasimati quando fanno più o meno ritardo. Va notato che i camelli venivano usati nel servizio postale. Continuo. Che c'è infatti di male per noi vecchi se ci spostiamo più lentamente da un luogo verso l'altro e non andiamo, per Dio, alla corsa olimpica? Altra parte. Quanto alle lacune tra i denti dei vecchi, appare immediatamente chiaro che non recano danno alla natura. Infatti è con piacere che consumano nutrimenti liquidi. I frammenti delle massime capitali di Epicuro nella riga unica sull'ultimo strato di muratura dell'iscrizione ci lasciano calcolare l'estensione orizzontale dell'iscrizione. Basta mettere i frammenti a confronto con le massime complete della tradizione manoscritta. Come vediamo qui, in giallo e grassetto c'è quello superstite,
sull'iscrizione, il resto lo conosciamo da altre fonti. Secondo Smith l'iscrizione aveva una lunghezza tra i 60 e gli 81 metri. Si tratta quindi dell'iscrizione più grande di tutta l'antichità. La data dell'iscrizione non si può ancora precisare con sicurezza assoluta. Smith ha comunque offerto delle buone ragioni per avvicinarla al 124 d.C. perché la scrittura usata nella maggior parte dei trattati dell'iscrizione di Diogene è molto simile alla scrittura di un'iscrizione di quell'anno. La datazione proposta da Smith ha trovato conferma nel frammento di una lettera scoperto nel 2009 e in quella Diogene si rivolge a un giovane ricordandogli le simpatie che il padre del giovane avrebbe sempre mostrato nei confronti della comunità epicurea di Diogene. Il padre viene nominato Mettios Phanias e la famiglia dei Mettii ottenne grande reputazione in Licia proprio verso la fine del I secolo d.C. Tra il 98 e il 101 uno dei suoi membri divenne addirittura legatus Augusti pro praetore province Licie et Pamfilie, cioè capo della provincia. È chiaro che Diogene, pubblicando questa lettera, sfoggia i suoi legami con l'alta società e la menzione dei Metti sull'iscrizione non può quindi risalire a un periodo molto anteriore del secondo secolo d.C. La concentrazione dei reperti dell'iscrizione di Diogene rende probabile che la stoa sulla quale era incisa sia stata in una zona ben limitata del sito archeologico di Enuanda. Si tratta della cosiddetta esplanade, chiamata così dagli esploratori francesi. Quest'area, secondo le nostre geoprospezioni, non è mai stata edificata in tutta la sua storia. A nord viene limitata e anche da sud da due portici, da due stoai che sicuramente sono posteriori e non identiche con quella di Diogene. Verso l'ovest invece la maggior parte dei reperti dell'iscrizione di Diogene proviene probabilmente da una cintura tardo-antica, cintura che riduceva l'estensione di tutta la città, escludendo quindi l'esplanade. Dall'esplanade stessa questo muro si presenta così e dall'altro lato tutto il suolo è coperto di pietre e di blocchi che provengono probabilmente dalla stessa cintura muraria. Qualche parola sulla storia. Le prime scoperte e ricerche sull'iscrizione di Diogene sono avvenute negli ultimi 2 decenni dell'Ottocento a opera di francesi e austriaci. Anche le diverse edizioni delle iscrizioni di Diogene nei primi 6 decenni del Novecento si sono esclusivamente basate sugli 88 frammenti scoperti nell'Ottocento. Invece nel 1968 il giovane studioso Martin Ferguson Smith, e quello nel mezzo senza fucile, iniziò una serie di survey, una concessione survey che permette, contrariamente a uno scavo, soltanto la documentazione di ciò che è visibile in superficie. Questi survey furono in seguito condotti dal British Institute of Archaeology at Ankara, cioè BAA, quella abbreviazione, e così si scoprirono 124 new fragments, vedete sempre l'abbreviazione NF. Nel 1993 Smith pubblicò l'edizione critica valida ancora oggi e aggiunse 3 anni dopo l'edizione epigrafica, cioè con disegni, fotografie, soprattutto le misure, le coordinate dei luoghi di ritrovamento dei singoli frammenti. Poi nel 1997 l'equipe di Smith ottenne finalmente il permesso dalle autorità turche per un primo progetto di scavi veri sull'esplanade. Però il permesso arrivò così tardi che soltanto una ridottissima equipe poteva lavorare per soli 10 giorni nel periodo meteorologicamente problematico di fine ottobre, con temperature bassissime e piogge, comunque con risultati enormi. Smith scavò un pezzo di uno stilobate che apparteneva alla stoa meridionale dell'esplanade e in queste fondamenta si trovarono ben 8 nuovi blocchi dell'iscrizione di Diogene. Non era possibile accedere alla parte di questi testi che era coperta dallo strato superiore dello scalino,
e per accederci Martin Smith ha dovuto aspettare altri 14 anni. Infatti, per fare ricerca in Nuanda c'è bisogno di pazienza, tenacia, soldi e soprattutto di giusti amici. Gli scavi, iniziati nel 1997, non furono continuati e alla fine del 2005 l'intero sito di Nuanda venne restituito dal BIAA alle autorità turche. I risultati dell'unico scavo del 1997 vennero invece pubblicati da Smith nell'anno successivo e poi formarono nel 2003 il nucleo di un supplemento monografico all'edizione di Diogene. Dopo l'abbandono del sito dai britannici, Smith si mise d'accordo con me e alla fine del 2006 fu già stabilito un nuovo progetto di survey e di ricerca in Nuanda sotto la direzione del secondo direttore della sezione Istanbul dell'Istituto Archeologico Tedesco, cioè sotto Martin Bachmann. L'elenco dei lavori ora vedete qui e fra i numerosi lavori menziono solo quelli che interessano le iscrizioni filosofiche. Per esempio abbiamo fatto delle prospezioni geofisiche che si sono soprattutto concentrate sull'esplanade con l'intenzione di trovare in forma di quello che gli archeologi chiamano anomalie le fondamenta della storia di Diogene. Poi sulla base di questi scan venivano eseguiti lavori cartografici sia dettagliati sia globali. E questa pianta qui segnala per esempio le strutture architettoniche in giallo in cui sono stati riutilizzati dei blocchi delle iscrizioni di Diogene e qui invece si dà un'immagine dello sviluppo urbanistico di Nuanda nei vari periodi. E bisogna dire che in una bella mattina del 2015, no, lasciamo perdere prima di fallire, abbiamo anche fatto volare una fotocamera speciale su un piccolo aeromobile teleguidato, cioè un drone, producendo una cosiddetta ortofoto. Non fine di citazione, per favore, no? Successiva, fai la successiva. Non risponde. Attendiamo la risposta del programma e continua a leggere. Abbiamo fatto una documentazione molto ampia e speriamo che una documentazione di questa qualità permetterà poi in un futuro non troppo lontano che noi stessi magari possiamo anche vedere questo futuro, e ammetto umilmente che un vero epicureo mi potrebbe biasimare per coltivare speranze rivolte a un futuro che non è nelle mie mani, come nemmeno questo PowerPoint. Io spero comunque di estendere i survey sulla superficie finalmente a scavi veri e propri. Almeno qualcosa succede. Successiva. Bravo. Sì, qui si vedono le foto fatte dal drone e avrei voluto mostrare anche un cosiddetto Geographic Information System che sta nell'altro computer, così ci risparmiamo anche tempo, e andiamo agli scan tridimensionali dei frammenti. Cioè 200 blocchi e frammenti dell'iscrizione sono stati scannerizzati da più lati. Questo permette uno studio più approfondito non solo della scrittura ma anche dell'architettura della parete iscritta della Stoa e magari anche la sua ricostruzione virtuale. Inoltre questi scan ci permettono la ricerca, questi per esempio sono dei calchi, gli scan permettono la ricerca sulla documentazione anche dei calchi senza visitare i luoghi dove sono attualmente magazzinati. Cioè i calchi si trovano a Ankara, ad Atena, a Vienna, a Durham, North Carolina, a Colonia, ma la maggior parte nella casa di Martin Ferguson Smith a Fula, che è una isola remota nei Shetland. Cioè per questo era utile scannerizzare anche i calchi.
Fino al 2010 i blocchi di Diogene, con l'unica eccezione di frammenti piccoli sepolti in un luogo segreto dagli inglesi dove una parte non abbiamo nemmeno più ritrovati, tipo da scoiattolo, i blocchi giacevano senza protezione sul terreno. Oltre a essere irreperibili per lo studio, erano esposti al clima veramente estremo e anche al vandalismo di visitatori a danni causati da scavi illegali con detettori metallici che vengono anche pubblicizzati e venduti nelle vicinanze. Qui per esempio è scritto l'indirizzo del successo. Successo non è mai caso, cioè questo è quasi epicoreo. Bashar Tesadif Deir. E così la gente infatti ha comprato questi apparecchi, perciò ci siamo decisi nel 2009 di progettare un deposito di acciaio di 4 mm di spessore sull'esplanade. Siamo riusciti a ricostruirlo con molto impegno da parte di operai turchi, membri dell'equipe, ma anche animali e bambini, come vedete, già nel 2010. Grazie ai contributi finanziari, anche sostanziosi, di vari enti internazionali e di alcuni benefattori, tra cui il filosofo e pubblicista Alain de Botton, ma anche il Centro Internazionale per lo Studio sui Papiri Aquilanesi. Perciò non ci era sembrato assolutamente fuori luogo far incidere i nomi dei donatori nell'acciaio della parete del deposito, come avrebbero anche fatto i greci con una bella iscrizione. Quando poi l'edificio fu finito e chiuso nell'ultimo giorno della nostra campagna del 2010, erano già sistemati i frammenti più piccoli e alcuni pochi blocchi di media misura, ma il vero lavoro rischioso e anche faticoso del trasporto degli altri blocchi avvenne invece nelle 2 stagioni successive degli anni 2011 e 2012. Cioè, forse bisogna aggiungere che in Ruanda non c'è corrente e non c'è acqua, tutto quanto bisogna portare da su. Adesso il deposito è pieno e durante i survey del 2007, dal 2012 e una piccola campagna ancora del 2015 e una visita di controllo del 2017, abbiamo trovato tutti insieme 83 frammenti finora sconosciuti dell'iscrizione di Diogene. Molti frammenti sono piccoli, ma ci sono anche, come vedete, diversi testi piuttosto sostanziosi. Le scoperte sull'iscrizione di Diogene, fatte dopo il supplemento di Smith del 2003, erano sparse su riviste specializzate, cioè Anatolian Studies e Epigrafica Anatolica. Una nuova edizione completa, che dovrebbe anche finire la base a future traduzioni anche in italiano dell'iscrizione, dovrà almeno, penso, attendere i risultati delle nostre ricerche sui dati architettonici e archeologici che speriamo di concludere quest'anno. Per non limitare nel frattempo la conoscenza delle novità su Diogene di Ruanda ai soli specialisti, Smith e io, dando ascolto a un suggerimento del collega romano di filosofia antica, il professor Emidio Spinelli, abbiamo pubblicato nel 2014 un volume che raccoglieva le nostre edizioni dei frammenti più recenti, assieme a un indice delle parole greche e alcuni contributi originali. Che cosa significa la fine dei nostri survey per il sito di Ruanda, dove 80% del testo di Diogene giacciono ancora coperti e aspettano a essere scavati? La difficile situazione delle imprese archeologiche straniere in Turchia lascia un'unica speranza, cioè convincere degli archeologi e dei colleghi turchi a dirigere uno scavo in Ruanda. Unica possibilità diplomatica. Purtroppo in Turchia conoscono e apprezzano solo in pochi Diogene, la sua iscrizione e i resti della sua città nativa che potrebbero offrire ancora tante novità clamorose. Ma è anche avvenuto un fatto incoraggiante. Refik Güremen, che nel frattempo ha fatto carriera e lavora adesso come assistant professor in filosofia antica alla prestigiosa Middle East Technical University, ÖTÜ, cioè Orthodox Technic University di Ankara, e Pierre-Marie Morel, professore di storia della filosofia antica alla Sorbona di Parigi, idearono il primo convegno internazionale sul Diogene che ebbe luogo nell'autunno del 2014 in Turchia
parzialmente a Istanbul, parzialmente a Mula, cioè la città universitaria che è capitale della provincia in cui Enuanda si trova. Poi il convegno terminò con una visita a Enuanda. Non credo che Enuanda abbia mai ospitato tanti specialisti di filosofia nemmeno nell'antichità. Qui li vediamo. Il volume del convegno che i due organizzatori hanno edito insieme a me è uscito nel 2017 e l'abbiamo dedicato alla memoria di Martin Bachmann, a cui la ricerca sull'iscrizione di Diogene e sul sito di Enuanda deve tantissimo e che aveva guidato anche gli storici di filosofia, come vedete qui, nel giorno della loro visita sulla collina di Enuanda. Purtroppo il nostro meraviglioso amico e collega, vigoroso, veramente anche ben allenato, è morto di un improvviso attacco cardiaco a solo 51 anni nella mattina del 3 agosto 2016 nel suo ufficio nell'Istituto Archeologico Tedesco a Istanbul. Al suo funerale nella sua nativa città di Durlach, vicino a Karlsruhe, anche alla sua commemorazione ufficiale al consolato tedesco in Istanbul, in presenza anche dell'ambasciatore tedesco, noi, gli amici e colleghi del gruppo che lui aveva così splendidamente organizzato e diretto, ci siamo promessi di portare, malgrado le difficoltà, le ricerche su Diogene e su Enuanda a una buona fine in onore di Martin Bachmann e per il bene delle nostre discipline antichistiche. Ed in questo spirito stiamo continuando le nostre ricerche e per questo abbiamo già fatto la visita di controllo a Enuanda così proficua nell'autunno del 2017 e speriamo di finire in quest'anno la sintesi delle ricerche archeologiche, architettoniche e epigrafiche fatte tra il 2007 e il 2017 a Enuanda. E concludo in memoria di Martin Bachmann con altre parole di Diogene. Come non è possibile morire due volte, così non si può nemmeno vivere due volte. Bisogna stare di buon animo quando si arriva alla fine, perché non ci separeremo soltanto dai beni, ma anche dai mali valete. Grazie dell'attenzione e della pazienza.